Sì, sì, benissimo. Ok. Antonella Ferro, presidente pro loco Donada e quindi forse anche possiamo dire di Portoviro, Portoviro. alla vigilia di Saghe in Piazza il Marti. Cosa ci dobbiamo aspettare quest'anno e quando inizierà? Allora, l'inizio vero e proprio della rassegna comincia il 22 di giugno, quindi il prossimo martedì, e avremo proprio lo spolvero, il rispolvero della nostra manifestazione, visto che l'anno scorso purtroppo per ragioni di Covid non abbiamo fatto niente. Naturalmente l'edizione sarà non proprio la stessa degli altri anni perché le regole bisogna rispettarle, quindi è un po' rivista alla luce di questa normativa. In ogni caso, tante occasioni per partecipare, per ascoltare musica, per vedere bambini e ragazzi ed altre persone che si esibiscono nel ballo, e poi anche abbiamo spettacoli per i bambini, serate dedicate esclusivamente ai bambini e quindi insomma diciamo all'insegna in ogni caso della programmazione che solitamente veniva fatta il martedì. Ecco, mesi di giugno l'inizio, poi luglio e tutto agosto? E agosto fino al 17, dal 10 al 15 di agosto avremo anche la nostra solita fiera. Ecco, Per adesso organizzata solo per quanto riguarda lo stand gastronomico, vedremo se ci sarà la possibilità di abbinare ulteriori spettacoli. ecco, comunque vada, sarà un successo. Noi lo speriamo, speriamo sia un successo, naturalmente ci auguriamo che le persone che partecipano possano trovare appunto quei momenti di svago e finalmente di socialità che è andata persa in questo ultimo periodo. Naturalmente purtroppo bisogna sempre essere vigili per quanto riguarda il rispetto delle regole. Ecco, una novità che abbiamo quest'anno rispetto alle altre edizioni è che avremo un unico punto spettacolo nel cortile della nostra sede, che ci permetterà appunto di fare la verifica delle presenze delle persone perché sappiamo che non dobbiamo creare momenti di assembramenti.